Arbitro di questo incontro Salvatore Naseddu, gruppo arbitri Coppa Trieste. Sarà Brada Impex a dare il via a questi ottavi di finale Krese League. Quasi tutto pronto, si può cominciare. Possesso palla per i grigi, subito avanti con Pacarizzi. Brada Impex capo classifica del girone B, grido libero che si è qualificata come terza del girone C. Alle spalle di Race Café e Elise Style. Adesso subito uno scontro a centro area per Brada Impex, tutto ok per fortuna. E allora gestisce la squadra in maglia grigia. Previste elevate rotazioni, disponibilità in panchina da una parte e dall'altra. Prova subito Brada con questo pallone dentro, Pacarizzi, spalle alla porta, Bobini e Zacchigna su di lui. Pallone è basso, viene messo fuori bene, Vianello. Può controllare e ripartire, grido libero. Prova la transizione il capitano, tocco che prende in controtempo il giocatore in maglia numero 7. Ora il lavoro di Pacarizzi, Zacchigna non lo lascia girare. Ancora Nigris, Vianello su di lui. Abazai Chiavit chiedeva lo scarico all'indietro, invece riceve palla. Riesce il tocco per Pacarizzi che può caricare il tiro. C'è il corpo di un difensore a mettere in calcio d'angolo. Buona difesa con ordine comunque di grido libero. Adesso vedremo su questa palla inattiva. Subito battuta corta. Buono lo spunto qui. Anzi era Bazai Chiavit che ha provato. Greco è il giocatore numero 5 in maglia bianca. Pacarizzi. Ancora Chiavit dentro, Pacarizzi, c'è il diagonale e vantaggio Brada Impex dopo 3 minuti scarsi di gioco. Ben giocato questo doppio triangolo tra i due, sanno dare del tuo al pallone. E allora si sblocca abbastanza presto questo primo ottavo di finale Krese League. Subito la risposta adesso di grido libero con l'azione personale, provata da Alessio Cipriano, viene però fermato dal raddoppio avversario. Ancora Pacarizzi, fermato però molto bene. Ha sbloccato quindi Brada Impex con Pacarizzi, il giocatore più prolifico nei grigi durante i gironi di qualificazione. Adesso Zacchigna per Vianello, subito il tocco, c'è un po' di spazio per Cipriano che controlla, vuole la finta, il sinistro e c'è il pareggio di grido libero. Giocata con grandissima tranquillità. Grande preparazione, numero con la suola e lì con lo specchio aperto dal limite dell'area. Alessio Cipriano non lascia scampo a Sommadossi, pareggio, grido libero. Minuto 5 del primo tempo. Un po' troppo tenera qui la difesa dei grigi di Brada Impex. Molto molto bravo Alessio Cipriano ad approfittarne. Adesso ci prova Chiavit. Vuole ancora l'1-2 con Nigris. Buona però la copertura, anche Cipriano che recupera e si lancia verso la porta avversaria. Attenzione ad Alessio Cipriano, occhiata in mezzo verso Matteo Vianello, opta invece per una conclusione che finisce sballata. Buona però questa possibilità per i biancorossi, molto molto aggressivi e concentrati. Un po' morbida anche qui la gestione del pallone di Brada Impex che stava rischiando qualcosa. Adesso c'è spazio per Chiavit che rientra sul destro, limite dell'area e centra l'incrocio dei pali. Imprendibile assolutamente questa botta per Michele Accar. 2-1 Brada Impex, minuto 7. Grande fiondata. Grande pazienza anche nella preparazione di questo tiro, poi non ha lasciato scampo al portiere avversario. E adesso proprio quest'ultimo a occuparsi della battuta. La rincorsa, il destro basso, non c'è deviazione. Allora si ripartirà con la rimessa dal fondo, quasi 10 minuti nel primo tempo. 2-1 per Brada Impex su grido libero. Pacarizzi, Cipriano e Chiavit, questi marcatori. Molto molto intelligente, c'è però la deviazione. Allora calcio d'angolo subito battuto. Ancora Vianello, secondo palo, attenzione! Il pareggio di Alessio Cipriano. Assist al bacio di Matteo Vianello. Cipriano si fa trovare pronto e puntuale sul secondo palo, tutto solo però va anche detto. Stacco di testa precisissimo, schiacciato nell'angolo, 2-2.
È partita sicuramente divertente, 11 minuti già 4 gol. Sarebbe stato 1 contro 1 con Sommadossi. Grande chance. Adesso Steiner. Bobbini ancora l'1-2. Si gira il destro, elegante. Ma Sommadossi è ben piazzato. Ancora grido libero qui Nigris, carambola su di lui. Cipriano avvertito dai compagni, numero eccezionale. Effettivamente un po' preoccupato da questo piazzato. Grande traffico davanti a lui con Vianello e Steiner. Parte Cipriano per la tripletta personale, alza un po' troppo qui. Centrale, potente ma non preciso. E intanto 9 più eventuale recupero all'intervallo di questo primo ottavo di finale Krese League, sempre 2-2. Drago lungolinea, prova il controllo Paccarizzi, ottima chiusura di Steiner, pallonetto, c'è il clamoroso autogol. Malinteso, il più classico dei malintesi qui, tra Steiner e il portiere di grido libero, Michele Akar. Bello però anche il gesto di incoraggiamento tra i due. E forse nel momento migliore per grido libero arriva questa mini mazzata che riporta in avanti Brada Impex. Ora carica fallosa su Paccarizzi, fischia Naseddu, già battuto Massimo Drago. Ancora Paccarizzi, ha un po' di spazio, il destro provato a giro, si salva bene qui Akar. Concede corner il portiere di grido libero. Subito battuta dalla bandierina questa palla, Paccarizzi vuole lo spazio, se lo costruisce, poi con astuzia l'ostacolo di Alessio Cipriano che un po' lo sbilancia. Si può provare lo stesso, Matteo Vianello sempre in agguato, zona area piccola. Parte Steiner, cerca un destro a giro che finisce alto. Il disappunto del capitano. Difende la rimessa laterale con le unghie e con i denti. Subito rimessa lunghissima, Vianello lascia scorrere il sinistro, incoccia all'esterno della rete. Un po' fragile il tentativo di anticipo di La Rotella che si è lasciato sfilare, un giocatore molto più rapido di lui per leve e stazza fisica. Adesso Cipriano ha lasciato là davanti, prova l'anticipo Drago, Cipriano lotta in mezzo a due, recupera però Brada con grande lucidità. Paccarizzi, parte Ferrati a destra, viene però ignorato dal compagno che vede Nigris sulla sinistra. Punta Steiner, Nigris vuole il mancino, linea di fondo, pallonetto, palla che attraversa tutta l'area di porta, poi riesce ad andarsene con caparbietà e qualità Ferrati, trattenuta di Bobbini. Calcio di punizione per Brada Impex, rischiato anche un cartellino qui il numero 3. E invece semplice punizione proprio dalla linea laterale di destra, settore offensivo Brada, 24esimo minuto. Pallone battuto verso l'esterno, abbastanza male, però aveva trovato subito la chiusura dei biancorossi. Prova a ripartire qui grido libero, c'è però l'errore di Akar, alla disperata il recupero. Nigris che pregustava già il gol del 4-2, sarebbe stato il secondo regalo su 4 reti da parte dei biancorossi. Stavolta evitano la frittata. Vediamo se quanto vorrà recuperare ancora Salvatore Naseddu. Dice che può bastare così per il primo tempo. Primo ottavo di finale Krese League che arriva all'intervallo, ma partita apertissima. 3-2 Brada Impex su grido libero, botta e risposta, un gol dietro l'altro praticamente, tutto in 14 minuti. Apre Paccarizzi, pareggia Cipriano, rimette la freccia Ghiavit, ancora Cipriano per il 2-2, poi un autogol di Steiner sfortunatissimo nel malinteso col proprio portiere, manda al riposo Brada Impex avanti 3-2. E allora ci siamo, sta per ripartire il secondo tempo di questo primo ottavo di finale Krese League. Grido libero darà il calcio d'inizio, fischia Naseddu, si può ripartire.
2 per chi attacca, 3 per chi difende. Questa è la situazione all'intervallo. Vantaggio per i grigi di Brada Impex, che adesso in panchina non hanno solo Massimo Di Fazio ma anche Dino De Panfilis, che ha raggiunto i suoi ragazzi nell'intervallo per dare manforte a Brada. Subito Vianello, attenzione a questo pallone allungato, prolungato per meglio dire, dalla rotella, tutto regolare per Naseddu. Poi bell'anticipo di Bobbini, è entrato Brunetti per Brada Impex, per cui altro grattacapo per la retroguardia biancorossa. È entrato anche Giulio Baroni a fare l'estremo in difesa davanti al proprio portiere. Ancora pallone per Brada Impex, Baroni, controllo sbagliato, Steiner allora recupera, Vianello subito dentro, gran palla di ritorno, Steiner, attenzione il destro, Lorenzo Steiner, 2 minuti di gioco, si riscatta dalla sfortunata situazione che ha portato all'autogol del 3-2, solo provvisorio perché adesso pareggia i conti il capitano di Grido Libero. Gran tocco di ritorno di Matteo Vianello dopo un bel recupero del pallone proprio di Lorenzo Steiner, premio meritato. E allora tutto da rifare per Brada Impex. Duello corpo a corpo con Baroni, perdono un attimo la bussola, la visione sul pallone. Poi Zacchigna prova a fermare Brunetti, riesce il pallonetto, chiude Grido Libero. E poi Bobbini ancora va a disimpegnare, bella sponda di Vianello. Bobbini taglia di prima intenzione, centrale, controllo difficile per Alessio Cipriano. Controllato col braccio probabilmente, così ha deciso Salvatore Naseddu. Ferati. Ancora possesso palla per lui, la scambia con il portiere Akar, chiede tranquillità a Bobbini e ai suoi compagni. Spazio adesso per Steiner che può puntare, sterzata su Paccarizzi, appoggio per Bobbini che carica subito il mancino, dritto per dritto, lavoro per il nostro Franz. L'MLM Cipriano si avvicina al cuore dell'area di rigore, guardata a vista da Baroni. Parte la rincorsa, Steiner, il destro è teso, probabilmente con le nocche la sfiora Somma Dossi, calcio d'angolo, Grido Libero che adesso punta a mettere la freccia. Possesso palla comunque in zona offensiva per Brada che prova subito la girata. Cipriano capisce tutto e riparte all'arma bianca, all'arrembaggio. Ancora Cipriano, prova con l'esterno, anticipa la conclusione ignorando Vianello che a onor del vero era anche marcato. Adesso Antonio Brunetti, pallone lungo linea andante un po' troppo da parte di Ferati che si sente le sue dai compagni. Doppio passo, vuole il destro, ci ripensa, ancora la finta, sono in 3 davanti a lui. Poi Cipriano arriva per primo sul pallone, prova a lanciarsi, ne supera uno tenendo botta. Baroni su di lui, ottimo il lavoro di Cipriano, guadagna il calcio d'angolo con grande caparbietà. Indicazioni dalla panchina di Brada che forse pensava a un ottavo un pizzico più agevole e invece mai sottovalutare avversari dotati di grande carattere. Ancora con calma Grido Libero, sta studiando un po' la situazione. Vianello, controllo in mezzo a due, poi tocco in profondità sulla corsa del compagno, subito girata, Somma Dossi la tiene lì, gli applausi della panchina. Può provare a riproporsi Brada, qui Vianello un po' morbido nel pressing, Brunetti sponda all'indietro, la rotella ricomincia da Baroni, tutto chiuso. Vianello porta palla, c'è il tocco di un avversario, ancora possesso per Grido Libero. Poi errore adesso nel controllo, ma contrasto positivo, ancora Vianello nello stretto, appoggia Cipriano, non c'è spazio però per lui.
Adesso bel movimento dentro, ancora Vianello sulla tre quarti, grande idea, attenzione il destro, palo, incredibile. Sommadossi con un buon pizzico di fortuna. 19° minuto, e fosse entrata questa, iniziava ad essere difficile per Brada. Applausi a scena aperta della panchina di Grido Libero, occasionissima qui. Pacarizzi, attenzione Pacarizzi, va con il destro, lo chiude un pizzico troppo. 24:30 quasi, vedremo quanto ci sarà da recuperare, qualche pausa in più c'è stata rispetto alla prima frazione, ma partita ormai sempre più indirizzata verso i tempi supplementari. Esce vincitore Lorenzo Steiner. Ora attenzione a questo controllo un po' complicato, recupera Baroni, supera Vianello, ancora Baroni dalla tre quarti, cerca il destro, raso terra, la palla tenuta lì, attenzione Antonio Brunetti. 25:30 sul cronometro, giallo per Chiavit, forse per una parolina di troppo ad iniziazione. Beffa che più beffa non si può per Grido Libero a 30 secondi dallo scadere del recupero. Il guizzo di Brunetti, tiro respinto corto da Acar che se l'è vista però lì all'ultimo, lasciato un po' troppo libero Baroni di sparare dalla distanza. Lorenzo Steiner, barriera a 3 piazzata da Sommadossi, parte Steiner col destro, c'è il muro, ancora Steiner, Sommadossi si salva ed è la paratissima salva risultato e salva qualificazione per Brada Impex. Finisce 4-3 con le reti di Pacarizzi, Chiavit, l'autogol di Steiner e la rete decisiva di Brunetti all'ultimo istante in pratica. Non bastano a Grido Libero la doppietta di Cipriano e il gol di Lorenzo Steiner in apertura di ripresa, applausi però assolutamente per Grido Libero, autore di una prestazione sopra le righe. Grosse difficoltà per Brada, che avrà bisogno di un cambio di marcia per coltivare ambizioni di vittoria nella Crese League. A seguire Reis Caffè contro Alpetes Antico Convento, tra pochi minuti qui sul campo 1.